Buongiorno a tutti, eccoci qua dritti anche oggi a fare gnocchi. Allora, anche oggi vi dirò alcune dritte per fare dei gnocchi perfetti. Allora, sfattiamo il mito innanzitutto che le patate vanno cotte con la buccia. Adesso qualcuno cadrà dalla sedia, ma vi spiego perché le patate vanno cotte senza buccia. Allora, il primo motivo è che le patate, se io le taglio a cubetti e le cucino in maniera regolare, ho una cottura unica e una volta cotto un quadretto sono tutti cotti. Secondo motivo, non è vero che le patate assorbono acqua quando sono crude, ma assorbono acqua quando sono cotte. Quindi qual è il segreto? Il segreto è tirarle su al momento giusto, ma siccome le ho fatte a cubetti so che quando è pronta una sono pronti tutti. Terzo motivo, vado meglio a pelarle quando sono crude rispetto a quando sono cotte. Quarto e ultimo motivo perché io le cucino senza buccia è perché quando io vado a schiacciarle, le schiaccio subito appena le ho cotte e il vapore che sale le va ad asciugare ulteriormente. Quindi sono almeno 4 vantaggi per cucinare le patate, per fare i gnocchi senza bucce tagliate a quadretti. Allora, una volta che io le ho lessate, le vado a schiacciare e ottengo una polpa di patate molto asciutta, quindi vedete che si sono asciugate ulteriormente ed è importante che un po' si raffreddi. Dopodiché si aggiunge la farina va messa per ultima ed è circa 1/3 del peso delle patate, un uovo, un po' di noce moscata e un po' di parmigiano. Questa è la base per fare i gnocchi. Ora, mentre qui posso anche andare avanti un'ora a mescolare, a impastare le uova, il grana e noce moscata. Dopo però, quando metto la farina, devo essere molto veloce, perché se io impasto troppo la farina con le patate butteranno fuori acqua e quindi sarò costretto ad aggiungere ancora farina. Mettendo ancora farina, i gnocchi diventano duri. Mettiamo la farina fontana e al centro posizioniamo le patate che ho già impastato con l'uovo e il grana. Adesso, quando io insegno questa ricetta ai miei allievi, gli do il cronometro e gli dico che hanno tempo 90 secondi per impastare i gnocchi. Allora, andiamo a realizzare gli gnocchi. Questo è l'impasto di prima. Facciamo delle fettine. Vedete che bello asciutto che è l'impasto? Allora, in questa fase non va messa farina, perché altrimenti andiamo in eccesso di farina. La farina la mettiamo in questo momento qui, prima di tagliarle. Quindi una spolverata di farina, li andiamo a girare e li andiamo a tagliare. Questi qua sono piccolini, quindi non si prestano a decorazioni, ma sono semplicemente cotti così. Quindi facciamo subito una porzione che andremo a saltare con il nostro sugo e andiamo in cottura. Acqua bollente, salata ovviamente, e li metto in cottura. Vanno tirati su non subito quando vengono alla galla, ma dopo almeno un minuto che l'acqua bolle, perché altrimenti se li tiro su troppo presto dentro non sono cotti. Quindi bisogna che vengano alla galla, ma anche che bollino un minuto.